È la formazione la chiave per il mio futuro. E insieme alla Regione del Veneto e al Fondo Sociale Europeo Lo posso costruire con le mie mani. Innovazione, competitività, un'impresa che crea futuro per me e per gli altri, grazie alla Regione del Veneto e al Fondo Sociale Europeo. Opportunità per formarsi e trovare lavoro. Con la Regione del Veneto e il Fondo Sociale Europeo posso scoprire quali sono e rimettermi in gioco. La Regione del Veneto e l'Unione Europea per i cittadini e i lavoratori. Parliamo oggi di un argomento che interessa gran parte degli utenti, privati e aziende, ma anche enti pubblici, e cioè dell'attacco su vasta scala che è stato fatto a numerose istituzioni e aziende, un attacco hacker è stato definito. Abbiamo qui Carlo Alberto Sartor, che è consulente di Italica Forensis di Vicenza ed è un esperto informatico. Allora, di fronte a questo attacco che ha avuto risonanza perché ha colpito enti pubblici come ospedali in tutto il mondo, i cittadini si interrogano sul come ci si può difendere. Carlo Alberto Sartor, allora innanzitutto spieghiamo che cos'è questo, che cos'è successo, in sintesi. Sì, allora, quello che è successo, o almeno quello che è stato riferito dai vari organi internazionali che hanno esaminato il caso, è praticamente un attacco massivo di un'infezione particolare che effettua un'attività di criptatura dei dati. Tecnicamente questa infezione è stata chiamata WannaCry perché all'interno dell'infezione c'è questo nome, diciamo, e l'infezione ha chiaramente un esito distruttivo, nel senso che i dati vengono eliminati e i sistemi sono impossibilitati a fare le operazioni che dovrebbero compiere. Quindi Ecco, si è parlato di richiesta di riscatto nei casi di hackeraggio. sì, cioè questo tipo di infezioni ha proprio tipicamente la necessità di chiedere un riscatto a fronte del pagamento del quale in teoria si riottengono i dati, ma questo in realtà succede solo in una parte dei casi, per cui uno paga e diciamo non riottiene nulla. Ecco, ma da dove ha origine geograficamente questa cosa? Allora, geograficamente è difficile ricostruire l'origine. Perché? Perché gli hacker utilizzano non certo le ADSL di casa loro per effettuare questi attacchi, ma si appoggiano a delle infrastrutture aziendali o personali da cui poi portare un attacco mirato alla vittima. Anzi, fanno più di questi salti, quindi utilizzano l'azienda 1 diciamo per iniziare l'attacco, con la quale vanno all'azienda 2, poi passano da questa all'azienda 3 e finalmente dalla 3 fanno l'attacco. Quindi è difficile ricostruire Quindi è una serie di rimbalzi che rendono impossibile ricostruire appunto la filiera dell'hackeraggio. La filiera sarebbe ricostruibile se tutte le aziende avessero un sistema di tracciatura che identificasse da dove arriva l'accesso dell'hacker. Ecco, un'altra domanda, come se n'è uscito da questo, come se n'è usciti da questo attacco, ma soprattutto lei mi diceva prima di questa intervista che non è una grandissima novità, cioè ha fatto notizia semplicemente perché sono finiti di mezzo degli enti pubblici internazionali. Sì, cioè questi attacchi esistono tutti i santi giorni e c'è un trend in forte aumento. In che senso? Nel senso che, non so, annualmente la quota di attacchi viene quadruplicata, questa è grosso modo la statistica, quindi se il primo anno ci sono 1000 attacchi all'anno, il secondo ce ne sono 4000 e il terzo sono 16.000. Cioè c'è una progressione molto forte. E come se ne è usciti? O se se ne è usciti? Allora se ne esce, diciamo, a parte i casi tutto sommato sporadici in cui viene pagato il riscatto e viene riottenuto l'insieme di dati necessari al computer per compiere le sue attività, di solito se ne esce ripulendo i sistemi e caricando gli ultimi dati utili salvati precedentemente. Un grave danno per molti enti e molte aziende che non hanno effettuato un backup di recente. Certo, danni rilevanti perché ovviamente se non hanno fatto il backup o se hanno un backup troppo vecchio o incompleto, chiaramente si trovano veramente a mal partito. Se invece hanno un backup recente, questo backup chiaramente magari è datato, faccio l'esempio, il giorno prima. Quindi tutte le attività e tutte le cose che sono state inserite dal giorno precedente fino al momento dell'attacco vengono perse.
Altra domanda, è stata interessata anche il Veneto, la provincia di Vicenza da questa ultima ondata che ha fatto tanto discutere? Sì, come dicevo è un combattimento continuo in crescendo, quindi anche in questi giorni in Veneto ci sono stati dei casi appunto, di questo tipo di infezioni. Fortunatamente, almeno per le notizie che si hanno, non ci sono stati attacchi particolarmente gravi come effetti massivi. Diciamo sicuramente sono stati i classici attacchi che ci sarebbero anche normalmente, insomma. Ecco, un'altra domanda importante, molto brevemente ce ne ha già parlato, che cosa bisogna fare per far fronte a questi Per far attacchi fronte e per alle- uscirne anche poi? Sì. Allora intanto fondamentale è il backup, quindi tutte le problematiche che riguardano la messa in sicurezza dei dati sono assolutamente fondamentali. Poi per le aziende che erogano dei servizi il backup non è sufficiente, cioè ci vuole un meccanismo che veramente permetta di ristabilire il funzionamento all'attimo prima dell'infezione. E chiaramente non è una cosa molto semplice, richiede delle tecnologie di un certo livello e richiede soprattutto un'organizzazione tecnologica e anche proprio un'organizzazione della filiera produttiva ben congegnata. Ecco, veniamo infine a un aspetto così, se vogliamo, di costume, non so come definirlo. Si è parlato tanto di questo 22enne che avrebbe avuto un ruolo salvifico in questa vicenda. Allora, diciamo, ovviamente questa è una ricostruzione un po' tutta da verificare, però quelle che sono le notizie sono che tecnicamente all'interno di questa infezione l'infezione è un programma, quindi è un qualcosa che si può leggere e verificare cosa compie. All'interno di questa infezione c'era una istruzione di blocco nel caso il virus fosse in grado di contattare un certo sito. Allora questo 22enne è un esperto di sicurezza, guardando all'interno dell'infezione ha notato questa condizione e vedendo che il virus si sarebbe fermato nel momento in cui trovava il sito, questo particolare sito, ha acquistato un sito vuoto per 10 sterline, dando il nome corretto, e questo ha bloccato il virus. Insomma, è stato geniale Sì. il suo modo. Sì, decisamente. Benissimo, ringraziamo Carlo Alberto Sartor per la sua consulenza, possiamo dire, che chiederemo anche in futuro, perché immagino che se sono così in progressione i casi di attacchi ce ne dovremo occupare Sì, ancora è più importante più informare, volte. sì. Benissimo, grazie a Carlo Grazie. Alberto Sartor Grazie e per per lo Street TG di TV Web è tutto, Paolo Usinabbia.